Benemerenze CONI 2019, anche se abbiamo scavallato nel 2020, siamo al padrone di casa Lucio Masia, una kermesse che è doverosa nel ricordo però di un grande uomo, Gianfranco Fara. Hai detto bene, nel ricordo di un grande uomo che purtroppo oggi non potrà essere con noi e so che ci avrebbe tenuto tantissimo. La festa di chi ha vinto, la festa di chi si è cimentato nello sport e ha ottenuto determinati risultati. Tu sai come funziona la cosa, noi premiamo i campioni d'Italia e poi diamo alcune benemerenze anche a chi nel passato ha concluso e fatto qualcosa di importante. Questo è il nostro sistema. Attendiamo tantissima gente, per noi è una grandissima soddisfazione perché a differenza di quanto si possa pensare, Sassari e provincia e Olbia Tempio e provincia producono diversi campioni italiani. Diversi campioni italiani che per quanto c'è sembrerebbe che non ci fossero, invece ci sono e noi siamo ben felici di poterli premiare. Chiaramente non premiamo soltanto i campioni italiani, premiamo anche chi ha ottenuto un podio ai campionati europei o ai campionati mondiali, cioè un qualcosa di importante e questa è la nostra grande soddisfazione. Stato di salute dello sport in Sardegna, ne abbiamo parlato diverse volte anche in altre occasioni. Lucio, tu segui da molto vicino quelle che sono poi le risultanze, perché andremo a premiare davvero tantissime persone. Sport a 360 gradi vissuto quotidianamente con l'impegno dei dirigenti, delle società e talune volte anche senza l'ausilio purtroppo di strutture idonee a, come posso dire, non contenere perché è una parola che non mi piace, però ad ospitare queste preparazioni che poi producono questi effetti. Ecco, la cosa più strana è questa, che i risultati migliori vengono dalle discipline cosiddette minori. E questa la dice lunga su quanto si produce e su quanto si fa. Certo è che lo sport in Sardegna sta andando in questo momento abbastanza bene, se consideriamo che la Dinamo è quella che conclude il girone d'andata seconda in classifica, è ben piazzata per quanto riguarda la Champions. Il Cagliari sta ottenendo i risultati che sta ottenendo, anche se in queste ultime settimane qualche passo falso lo ha fatto, però sta ottenendo degli ottimi risultati. Quindi evidentemente anche lo sport superiore cosiddetto sta facendo un buon cammino, considerando che l'altro giorno c'è stato un derby a Sassari fra la Torres e il Latadolce e sono state 3.000 persone ad assistervi per una partita di Serie D. Quindi c'è fame di sport nella provincia di Sassari e noi ne siamo ben felici perché questo vuol dire sviluppo, questo vuol dire partecipazione, questo è tanto. E noi andremo a raccontare quelle che sono le benemerenze, quindi i riconoscimenti dovuti a tutti questi atleti e atlete, società e quant'altro che danno lustro alla nostra terra. Grazie Lucio. Grazie a voi.